Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora io so che i giornaloni e i colleghi, quelli seri e seriosi in questi giorni parlano solo di legge elettorale, perché il paese è appeso ai tecnicismi sulla legge elettorale. Intendiamoci, anche noi abbiam detto che è stata quantomeno rivedibile, no, lo psicodramma che è andato in scena sull'emendamento sulle preferenze, che si poteva arrivare più preparati, che forse c'è qualcuno per cui il parere magari di Marina Berlusconi contrario non è rilevante, ma insomma, ma tutto questo è domino interno di palazzo, di paese reale c'è zero. Cosa conta invece dannatamente per un paese reale? Contano i suoi valori, i modi in cui organizza la sua convivenza, contano le trincee valoriali da cui non può smobilitare, pena la rinuncia alla sua identità. E allora oggi c'è una notizia nettamente più importante di qualsiasi tecnicismo o voto in aula sulla legge elettorale, ed è che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, diciottenne pakistana, che scomparve, che venne uccisa barbaramente a Novellara la notte del 30 aprile 2021. La Cassazione conferma la condanna all'ergastolo per i suoi genitori, per questo che allora e anche adesso non va di moda chiamare femminicidio rispetto ad altri casi, ma ci accodiamo a quest'usanza perché è riduttivo, è un omicidio per ragioni culturali, perché Saman Abbas non poteva scegliere la cultura di appartenenza, il modo con cui organizzare la sua vita, il suo stile di vita. Tra l'altro la Cassazione ha altresì confermato l'ergastolo per i cugini e la condanna a 22 anni per lo zio. Il corpo della povera Saman fu ritrovato il 29 novembre 2022, un anno e mezzo dopo la sua scomparsa. Il padre e la madre, ed è blasfemo solo dirlo, è innaturale solo ricordarlo, sono stati ritenuti colpevoli di aver ordinato l'uccisione della figlia. Gli altri parenti ricordati di averla eseguita materialmente e di aver occultato il cadavere. Cosa ci dice questa sentenza, oltre a rendere giustizia a una povera ragazza di fronte alla cui fine tragica e iperprematura chiniamo ancora al capo? Ci dice che l'Italia è ancora l'Italia, l'Europa è ancora l'Europa, l'Occidente è ancora l'Occidente. I genitori di Saman rimproveravano alla figlia di essersi opposta sostanzialmente a un matrimonio combinato, alla pratica barbara dei matrimoni combinati e obbligati con la forza, e di voler vivere all'occidentale libera. Ebbene, in Italia si deve anzi vivere liberi. In Italia non esiste, non può esistere la pratica dei matrimoni combinati. In Italia non c'è la Sharia, c'è la legge laica della Repubblica. In Italia una diciottenne non può rischiare la vita per mano della sua famiglia perché rea di voler autodeterminarsi. In Italia vige l'autodeterminazione della donna e della persona. Questa è la notizia che dovrebbe monopolizzare tutte le prime pagine, tutti i commenti di domani. Non sarà così, ma per noi qui a Radio Libertà, oggi, stasera, la notizia è questa. Grazie a tutti, a domattina.